Ciao! Oh, sono tornata in video, però dovrei registrarvi un video acquisti ancora? No, non mi ricordo. Sì, un video acquisti dell'Avon, ma non so se ve lo registro, magari vi faccio vedere le cose un po' così alla veloce in un altro video, per non fare un altro video Avon. Magari lo metto insieme a un altro vlog o qualcosa, insomma. Oggi c'è tantissimo sole, anche ieri ho preso il sole. Non si vede, ma sono abbronzata, è la luce sbagliata. Ok, Panna è qui. Non so se riesco a centrarvela, è qua dietro. Panna? Lì. Si è messa dietro la tenda. Oggi i capelli non volevano stare, infatti guardate che cosa mi è venuto fuori, una cresta mezza da una parte e mezza dall'altra. Vabbè, abbiamo pazienza noi. Ok, sto avendo male al braccio, scusate che cambio. Oh, che sollievo. Allora, oggi devo sistemare questa stanza qui. No, più che altro di qua, perché di qua ho un po' di casino come al solito e non metto mai in ordine, vedete c'è ancora tutto da sistemare, gli acquisti. E ieri invece ho lavorato fino alle 11:15, dalle 4 di mattina alle 11:15, e poi sono venuta a casa, ho fatto le pulizie e quindi ieri mi sono dedicata alla casa, cosa che farò anche oggi credo, ma oggi vorrei pulire anche la macchina fuori perché è piena piena di sale la carrozzeria e si rovina, già c'è un po' di ruggine, se lascio il sale su si mangia via tutto e sono messa bene insomma. E niente, qua è buio, scusatemi, chiudo la porta. Ok, allora, dunque ho cambiato un po' di cose, adesso c'è anche la mia roba stesa, ma vi faccio lo stesso vedere i cambiamenti. Allora, in tavola ho messo questo centrino qua che ce l'avevo sul tavolino, però siccome non volevo una tovaglia in tavola e non avevo centrini, non ne ho tanti, ecco, sono quelli che mi ha dato mia mamma, quindi ho messo su questo qui con la frutta, ho cambiato anche il tovagliolo della frutta finalmente, e boh, poi la panca e tutto ha questi cuscini qua, ho cambiato tutte le fodere e le ho lavate quelle altre. A mettere dentro questi ci sono stata una vita, soprattutto quello angolo, quello dove ci si siede, è stato un incubo. Si vede che si è rimpicciolita la fodera, ma le ho lavate tutte uguali, quindi non capisco. E niente, anche le sedie hanno i cuscini uguali. E questo è il completo che aveva fatto mia mamma per casa mia, ecco, casa sua, mia. Poi ho lavato i tappeti del bagno e non so se li rimetto su oggi, in caso lascio quello che ho messo. Qui invece mi sono messa questo centrinetto tovaglietta, diciamo. Qui dalla TV invece ho messo questi, siccome questa qui era una tovaglia, siccome era troppo grande l'ho fatta tagliare, mia mamma mi ha fatto la tovaglia che è ancora grande oltretutto, l'ho provata ieri e mi ha fatto questi due centrini, uno più chiaro, no, uno più scuro che questo è sul grigio e quello più chiaro che è sul color crema, e li ho messi qua così. Qui sul tavolino invece ho messo questo centrino qua lungo bianco e sul divano volevo mettere, coprire il divano con la tela, però poi ho pensato non ho la spazzola per pulire i peli e devo usare ogni volta l'aspirapolvere, quindi ho detto finché non ho la spazzola non cambio, non metto una tela sopra, e quindi ho cambiato le fodere dei cuscini. I cuscini sono stati tutto il giorno fuori all'aria, ho lavato le fodere del divano, quindi ho smontato tutto il divano e ho lavato tutto ieri, ho asciugato tutto ieri perché era caldissimo, sembrava estate, e ho messo questi cuscini fucsia con la coperta fucsia. Qui invece cucina, zona cucina, ho messo questo centrino qua, che questo qua gira un po' tutto l'appartamento perché l'ho usato sia in tavola sia di là nella stanza hobby, qua, insomma gira un po' tutto, e l'ho messo qui adesso visto che c'ha i fiorellini, fa primavera. E basta, quella è la pirofila di mia mamma. Panna sta mangiando, ma mangia con le zampe, infatti fa un cesso per terra, guardate, zac. Ecco, tira da mangiare fin sui muri, sulle piastrelle, ovunque. Poi qui invece, ecco, manca questo, niente, sotto ci ho messo un tovagliolo che mi avanzava del Natale, sopra c'è il sottopentole che è di vetro, vi avevo già fatto vedere forse solo su Instagram.
ecco, e sopra ci ho messo tutti i tovaglioli che ho sistemato così stamattina. Sì, sono andata fuori di testa, lo so, però sono così carini da vedere così a stella, che non è proprio una stella, guardate che bellino che è. Insomma, sono venuti così. In bagno invece ho messo il mio vecchio tappeto azzurro, questo qua era quello dell'anno scorso, di quando siamo venuti a abitare qui. Qui in corridoio ci ho messo questo qui lungo. Volevo metterlo di là in salotto sul tavolino, invece di là ho messo quello rettangolare, qua ho messo questo qui. E niente, adesso questi qua chiari devo lavarli insieme alle tende. Oggi lavo tutte le tende delle finestre e basta. E questi sono stati i cambiamenti fino adesso. Qui vedete ancora questa scatola qui perché se trovassimo un posto dove andare mi servirebbe per rimettere via il gioco di panna, e quindi mi sono tenuta dentro questa scatola. C'è un'altra scatola che mi servono tutte e due per il gioco di panna, e qui c'è gli acquisti Avon, se volete vi faccio vedere alla veloce adesso. Poi ho comprato due canottiere. Le canottiere in questione sono queste due, quindi bianca e azzurra, e si intonano con le borse pochette che vi avevo fatto vedere nell'altro video Avon, e hanno questo decoro, diciamo così, e sono comode, sono larghe giuste, cioè è una M come taglia. E questo è un pigiama invece, i pantaloncini e la canottiera, anche questi con un finto pizzo, diciamo. E niente, decorati così. Sono molto estivi questi capi perché sono davvero fini, sono quasi trasparenti. Quindi adesso io mi dedicherò allo smontaggio, al togliere tutte le tende dall'appartamento, così tutti vedranno dentro. No, vabbè, le finestre, quelle di qua che danno sulla strada, sì, vabbè, vedranno dentro, ma sì, perché non ho tanto ordine nella stanza di là, allora vedono dentro, mi dà un po' fastidio. Qua in camera da letto invece c'è ordinissimo, quindi non mi interessa. E niente, le cambio tutte, le lavo, lavaggio rapido, mezz'ora, e poi le stendo, le asciugo, e il pomeriggio andrò su da mia mamma a vedere se ha delle tende. Vabbè, in camera metterò di nuovo queste, e mi servono delle tende per il salotto, e c'è anche un tendone nuovo, mi ha fatto mia mamma, che non ho ancora messo perché stava aspettando lei che io lavassi tutto, e quindi ieri mi sono decisa a fare questo lavoro. Ho preso anche il sole e sono contenta. Mi stavo dimenticando di farvi vedere, ho messo la macchina fotografica sul tiragraffi di panna. Mi stavo dimenticando di farvi vedere cosa ho acquistato oggi, visto che sono andata a fare delle commissioni, dovevo andare a pagare delle bollette, e oggi sono andata in cooperativa a San Vito e ho acquistato questi. Guardate il display della fotocamera. E niente, ho preso queste tagliapasta con queste varie forme, sono piccolini, li ho presi perché erano, diciamo, in offerta. Poi io non so se siano veramente in offerta, mi pare a 3,50 €, me li ha fatti pagare, e sono i taglia biscottini assortiti. Davvero carini. L'immagine è questa che c'è dietro, è quello che potrebbe risultare facendo i biscottini. E basta, adesso smonto tutto, sbaracco casa di nuovo come ieri. Non apro tutto ancora perché è ancora freddino, ho aperto stamattina, e basta. Dopo pomeriggio vediamo cosa faccio. Con questo vlog io concludo la mattinata, lo metto subito ad editare e a caricare, così lo vedrete già nel pomeriggio sera. Adesso vediamo quanto ci sta. E voglio provare a fare un esperimento, quindi alla fine di questo video, quindi dopo questo pezzettino di chiusura, vedrete comparire 4 caselle, e sarebbero in pratica 4 video. Voi basta che ci clicchiate sopra e potrete vedere quei piccoli video che durano 15 secondi, sono quelli di Instagram. Voglio vedere se vi piace questa novità. E niente, scrivetemi sotto a questo video se vi piace questa novità, e in caso anche nei prossimi video potrò fare questo esperimento nuovo. E niente, allora vi saluto e grazie per aver guardato il video, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo, nonostante io non faccia più video creativi, però ho in mente di
fare degli acquisti creativi, quindi aspettate che adesso ci arrivo, con l'estate arrivo di nuovo attiva, e l'inverno purtroppo porta a essere un po' pigri, io decisamente pigra. E niente, quindi adesso io vi saluto, ditemi com'è questa idea, mi piace, condividete sui social e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!